Buongiorno amici della Tenda TV e ben ritrovati. Io sono Cristina e questa mattina ci troviamo al Parco Fendel di Vittorio Veneto per la 9ª edizione di Rive Divine 2023, un evento che unisce la passione per lo sport all'aria aperta al piacere del buon vino e del buon cibo. Rive Divine 2023, siamo qui con il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Buongiorno sindaco. Allora, una splendida giornata, finalmente il caldo è arrivato, direi grande partecipazione, centinaia di persone e quindi un'altra soddisfazione per voi, giusto? Beh, giusto sì, c'è sempre della soddisfazione quando le cose marciano per il verso giusto. Io innanzitutto devo ringraziare la nostra Proloco che caparbiamente ogni anno rinnova questo evento che viene apprezzato sempre di più. È anche una bella fortuna aver notare come la gente abbia imparato che il turismo si può fare di qualità anche senza allontanarsi da casa. Come vedete è molto complessa l'organizzazione di un evento di questo genere, però vediamo che sempre di più c'è un afflusso di turisti che vengono da fuori Vittorio e ormai abbiamo superato il 70% di partecipanti che vengono da fuori città ad apprezzare quello che è il nostro territorio, le nostre produzioni, e vale la pena di continuare a premere su questo tasto che è per noi molto importante. Direi di sì, anche perché siete quasi arrivati alla 10ª edizione il prossimo anno, nel 2024. Adesso appunto nel 2023 è la 9ª edizione e dobbiamo aspettarci, immagino, grandi cose per il primo decennale, giusto? Ci state già pensando? Beh, certamente non rimangono indietro quelli della mia Proloco e quindi certamente stanno pensando a qualcosa di speciale per l'anno prossimo, ma già quest'anno, come vedete, i percorsi sono numerosi partecipanti e quindi la giornata è splendida e speriamo che tutto vada secondo i disegni. Mi trovo ora in compagnia del presidente della Proloco di Vittorio Veneto, Antonino Sonego. Allora, come stanno andando queste prime partenze di Rive Divine 2023? Stanno andando bene, la puntualità c'è, erano presenti già alle 8 di mattina quelli che dovevano partire alle 8:45, quindi vuol dire che l'interesse c'è e la voglia di partire c'è. Sono partiti i primi gruppi, i percorsi sono 6, ogni percorso ha 4 tappe, ogni tappa c'è una degustazione presso un'azienda che ospita i partecipanti e offre i propri prodotti a chilometro zero. È una manifestazione della quale noi andiamo orgogliosi, che sta sempre crescendo sempre di più, soprattutto qualitativamente, perché abbiamo numerose iscrizioni, il 30% circa di vittoriesi, ma gli altri sono tutti quanti da fuori provincia, fuori regione, addirittura un 12% da fuori regione e dall'estero. Quindi noi siamo soddisfatti e siamo contenti che le persone che possono apprezzare le nostre colline, amare le nostre colline come le amiamo noi e ritornarci successivamente. Prima tappa, siamo con Cristina, proprietaria dell'azienda Panegai qui a Cozzuolo. Come sta andando? Cosa avete preparato per accogliere questi primi camminatori della giornata? Sta andando molto bene, come accoglienza gli abbiamo preparato un buonissimo tè alla menta, una bevanda alla menta o la menta piperita. Gli abbiamo preparato anche una torta salata con le nostre verdure, esattamente proprio con patate e cipolle e rosmarino, un'erba aromatica. Gli abbiamo preparato anche dei chips di zucchine, sono un po' come le patatine ma fatte di verdura, e per finire una buonissima crostata e le nostre focacce, quella con il pomodoro e con il rosmarino. Ecco, fa venire già l'acquolina in bocca, anche se noi non abbiamo camminato, però comunque direi un ottimo punto di ristoro. Questa per voi è la vostra 9ª edizione consecutiva che partecipate, giusto? Mi diceva prima che avete partecipato ad ogni anno ed è sempre un'emozione, immagino, anche per permettere di conoscere il territorio, giusto?
Sì, per noi è sempre emozionante ospitare la gente, ogni anno è sempre diversa e siamo proprio contenti che sia un evento sentito. Noi partecipiamo sempre proprio per dare la possibilità a tutti e anche non solo di Vittorio ma anche fuori conoscere il nostro territorio che è veramente veramente bellissimo. E direi proprio di sì. Tra l'altro azienda agricola Panegai ha anche fattoria didattica, quindi avete molti bambini, molte scuole che vi vengono a trovare, giusto? Sì, certo, noi siamo fattoria didattica riconosciuta dalla Regione Veneto dal 2006 e lavoriamo nei mesi primaverili, esattamente aprile, maggio e giugno, proprio con le scuole. Li ospitiamo e facciamo conoscere a loro attraverso dei giochi, delle attività e anche la semplice visita e la merenda qual è il nostro lavoro, la nostra terra, insomma, dare a loro delle informazioni che saranno sicuramente utili per il futuro. Una domanda anche per Irene e Alessandro, che sono gli accompagnatori del primo gruppo. Come sta andando? Si stanno comportando bene? Sì, direi sì, molto bene. Noi siamo il primo gruppo, quindi siamo arrivati adesso alla prima tappa. Chiaramente partendo dal centro, arrivando fino a qui e portarci nella zona che poi coinvolgerà le altre tappe, abbiamo fatto il percorso più lungo e quindi abbiamo fatto fame e sete nel frattempo. Giusto. Quindi adesso il nostro gruppo si sta rinfocillando all'ombra dei gazebi dell'azienda Panegai, voi altrettanto, quindi per adesso tutto molto bene, ecco, grazie. Sono qui con alcuni camminatori che si stanno ristorando. Vi chiedo brevemente da dove venite e perché avete scelto Rive Divine 2023. Noi arriviamo da Corignano. Noi da Rivignano. Ok, quindi della zona, Sì, diciamo. siamo in zona. E niente, così per fare un giro, vedere com'è. È la prima volta o... Sì, per noi sì. Bene, e mi sembra che stia andando tutto bene. Grande. Ottimo, allora di nuovo buon appetito. Una parola anche con Eli Spagnol di Torre Zecchei. Che vino propone oggi? Qui ho portato un Extra Brut e un millesimato di OCG che comprende vigneti sia di Vittorio Veneto che della parte di Valdobbiadene dove abbiamo la nostra sede. Invece l'Extra Brut è del vigneto che abbiamo qui a Cozzuolo da anni, da oltre 20 anni. Questa è una conoscenza, io ormai ho qualche anno e sono più di 40 anni che porto in campo questo territorio sia in Italia che all'estero e anche a fare queste manifestazioni. Per farle qui è bello perché i partecipanti, chiamiamo i turisti, vengono qui, possiamo anche noi che dobbiamo andare in altre zone a far conoscere il prodotto, che poi queste persone vengano praticamente a conoscere oltre il vino anche il territorio, che penso sia molto, molto bello. Siamo adesso con il signor Sebastiano della società agricola Baccichetti, abbiamo della bella musica ma anche del buon cibo. Cosa avete preparato a questi camminatori che sono arrivati qui da voi? Abbiamo preparato delle bruschette col pomodoro e il nostro olio che produciamo qua nel nostro frantoio aziendale. Oltre a quello produciamo tutta una serie di ortaggi stagionali che va dalla primavera fino all'inverno col radicchio. Abbiamo una coltivazione di fagioli particolare in Alpago e un po' tutto il resto. Bene, quindi diciamo non solo prosecco ma anche olio di oliva, Evo, giusto? Sì, e anche di qualità, diciamo. Abbiamo avuto 2 o 3 riconoscimenti a livello anche internazionale. Molto bene, allora grazie Sebastiano. Grazie e noi adesso ci dedichiamo agli assaggi pure noi. Grazie mille. Grazie a lei.
Allora signore, come sta andando? C'è bella musica, vi state... Vedi che non ci vuole tanto per fare la musica. Infatti basta una sola persona ed è festa grande. Ci vuole così poco per star felici. Noi ci accontentiamo di tutto. E fate bene, allora buona giornata. Siamo qui adesso con Alessandro dell'azienda agricola Winkler. Cosa sta servendo a questi camminatori? Stiamo servendo il nostro prodotto di punta ormai da quasi 10 anni, che è il Boschera. Il Boschera, che è un vino prodotto da uve 100% Boschera, che è un antico vitigno che rischiava l'estinzione fino a una decina d'anni fa, e abbiamo deciso insieme ad altre persone di cercare di valorizzarlo vinificandolo in purezza. Rive di Vine 2023, siamo qui con Umberto di Bellenda. Cosa avete preparato per questi camminatori visitatori oggi? Allora, oggi gli abbiamo preparato intanto una bella visita al territorio, che è la cosa più importante, perché immagino che loro siano qui per scoprire le meraviglie delle nostre colline. E poi chiaramente, siccome la grammatica si unisce anche alla pratica, abbiamo pensato di fargli scoprire due prodotti del territorio, quindi un Prosecco Rosé fatto con glera al 90% e Pinot Nero al 10%. E poi una cosa un po' più particolare, che è un Prosecco metodo classico, un Valdobbiadene metodo classico, che produciamo qui sulle rive di Carpesica, quindi è una sottozona della denominazione, quindi si trova proprio sul terreno morenico della denominazione, e è un metodo classico con circa 15 mesi sui lieviti, un extra brut che si chiama 6-1. Oggi si respira un clima di festa, vedo tutti particolarmente entusiasti, contenti di partecipare. Immagino che anche voi come azienda siete molto contenti di far parte di Rive di Vine. Sì, Rive di Vine per me è una bellissima manifestazione, un plauso alla Proloco e a tutti i suoi membri che si danno un gran da fare proprio per tenere viva questa manifestazione, e devo dire che lo stanno facendo in maniera egregia, perché non è semplicemente una manifestazione enogastronomica, ma soprattutto sono gli aspetti culturali di scoperta del territorio che oggi sono sempre più importanti. Disturbo velocemente questi camminatori che sono a riposo. Tutto buono? Binomio perfetto. Binomio perfetto. Come mai avete scelto questo percorso, che tra l'altro è uno dei più difficili? Ho scelto sto giro perché era quello che secondo me mi dava qualcosa in più rispetto agli altri, qualcosa di diverso. Infatti ho scoperto in modo molto positivo questa cantina qua, certo, con il vino prodotto col il Prosecco metodo classico, che alla fine tra l'altro mi ha anche impressionato in modo positivo. Non l'avevo mai assaggiato e sono rimasto molto colpito e sono contento. Molto soddisfatto. Ultima domanda, di dove siete? Io e la moglie personalmente siamo in Bassano del Grappa, però abbiamo amici che arrivano da Castelfranco Veneto e da Riese Pio X, e siamo un po' sparsi per il Veneto. Siamo qui con Costanza e Marica. Cosa proponete oggi ai vostri camminatori in visita? Allora, oggi abbiamo preparato gli gnocchi con le erbe di campo, per cui sono state raccolte le ortiche. Poi Daniela, la nostra titolare, ha cucinato il sugo con ortiche, speck, cipolla e spezie. Ok, molto bene, quindi direi che insomma siete molto soddisfatti, vedo che c'è una grande presenza, una grande risposta, immagino abbiate diversi feedback positivi insomma da parte dei partecipanti all'evento. Sì, ogni anno incontriamo delle bellissime persone, e quest'anno abbiamo trovato anche degli stranieri, quindi ci fa piacere perché
appunto è il momento per promuovere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Noi abbiamo offerto ai nostri ospiti il Bonorivo, che è un Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG Extra Brut e un Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry. Ok, direi che allora se avanza un bicchiere di vino lo prendiamo anche noi. Volentieri. Va bene. Certamente. Grazie ragazze e buon proseguimento. A voi e buon proseguimento a tutti. Siamo alla terza tappa, percorso giallo. Qual è il vino che avete proposto oggi ai vostri camminatori, ecco, e ospiti? Allora, ne abbiamo proposti più di uno. Abbiamo in degustazione il nostro Prosecco Superiore Brut, che è un po' il cavallo di battaglia dell'azienda, perché appunto è quello più venduto, una bella rappresentazione proprio dell'uva che viene prodotta in questo vigneto che abbiamo alle spalle. E poi abbiamo la versione ferma, sempre Prosecco Superiore di OCG, e il nostro rosso, che è un Colli di Conegliano di OCG, che è un uvaggio con taglio bordolese, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e l'aggiunta del Marzemino, che è autoctono di Conegliano. Molto bene, e come ti sembrano questi camminatori? Fa un po' caldo, sono stanchi, però entusiasti, giusto? Sì, sono carichi, fa caldo ma non troppo e li vedo belli carichi. È ora di pranzo e quindi mi trovo qui con Davide e Marco, che sono i responsabili dello Spiedo. Come sta andando? Avete ricevuto il primo gruppo, se non sbaglio, e da che ora state lavorando allo Spiedo? Dalle 6 circa, 6 e mezza abbiamo messo sulla carne, che è venuta pronta verso l'1:10, insomma, giusto per il tempo per il primo gruppo. E quante persone aspettate più o meno? Allora, qui in Antica Quercia mi pare siano 60 o 70. Però questo Spiedo qua tiene fino a 200 porzioni, quindi l'abbiamo preparato anche per altri 2 giri che sono venuti qua a prenderlo per dopo darlo agli altri gruppi. Ok, e voi in realtà siete del Palio delle Botti di Vittorio Veneto, giusto Marco? Sì, diciamo che abbiamo iniziato a girare con la gente da Proloco grazie al Palio delle Botti e adesso è già il secondo anno che veniamo a fare lo Spiedo. E quindi veniamo volentieri perché è una bella manifestazione. Esatto, e si respira aria di festa un po' ovunque. Grazie ragazzi, vi lascio al vostro lavoro e buona giornata, buon proseguimento. Siamo alla Vigna di Sara con Anna Maria, che ci racconta cosa hanno degustato oggi in questa tappa i camminatori visitatori di Vittorio Veneto. Benvenuti alla Vigna di Sara quest'oggi, siamo molto felici di essere stati una delle tappe di Rive Divine e qui oggi tutti avranno degustato due delle nostre tipologie di Prosecco, una delle più importanti che deriva da una vendemmia notturna raccolta con luna piena, grappoli di luna, e l'altra che nasce da una collaborazione con il monastero di clausura di San Giacomo, per cui hanno assaggiato un Extra Brut, un Brut accompagnati dallo Spiedo e da delle verdure. È molto particolare questa cosa del monastero di San Giacomo, giusto? Puoi raccontarci qualcosa in più? Sì, certo. Allora, loro sono un monastero cistercense di 26 circa, monache di clausura. È come struttura una struttura molto antica perché risale al 1700, per cui anticamente probabilmente era una villa che adesso appartiene a loro e per cui se ne prendono cura. E ovviamente loro producevano già altre cose per la propria sussistenza e è nata questa collaborazione con Sara perché all'interno di questo monastero, ovvero tra le mura di questo monastero, era chiuso un vigneto molto antico e diciamo che la collaborazione è importante perché in questo caso nasce il primo prosecco di abbazia, quindi nasce proprio questa denominazione. Bene, molto interessante, grazie Anna Maria e buon proseguimento, buon lavoro.
Amici della Tenda TV, siamo pressoché al termine di questa giornata. Abbiamo salutato questo gruppo che dalla vigna di Sara sta partendo per l'ultima tappa e poi ci ritroveremo tutti quanti di nuovo al Parco Fendel per la quinta ultima tappa insieme, dove ci sarà una grande festa. Ci hanno accompagnato un sacco di sorrisi, di persone entusiaste, abbiamo assaggiato del buon vino, del buon cibo, del buon olio, ma anche degli ottimi dolci. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e ci vediamo il prossimo anno con Rive Divine 2024.